Anche oggi come ieri cominciamo la rassegna stampa di Radio Piave in Blu con una notizia che non c'è sui giornali di carta, non può esserci sui giornali di carta perché si riferisce a qualcosa che è appena accaduto, i giornali erano già chiusi, se avete sentito, se avete avuto l'impressione di sentire il terremoto stamattina alle 7, poco dopo le 7, alle 7.07 per essere precisi, l'impressione era corretta perché c'è stata una forte scossa appena al largo delle Marche, in provincia di Ancona, davanti a Senigallia, nel mare Adriatico, una forte scossa che è stata avvertita, fin qui è stata avvertita dal Lazio al Veneto, una scossa di 5,7.7 gradi della scala Richter, 5.7, per darvi un'idea, quella dell'Aquila era stata 6,2, siamo comunque insomma su un terremoto molto, molto forte. Le notizie, questa cartina che vi sto mostrando, amici che ci seguite su Facebook, su YouTube, sui social, ci viene dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ci informa che il sisma sarebbe avvenuto a una profondità di 7,7 km sotto il mare. Appunto si vede il Veneto disegnato in blu come zona che dove è stata percepibile la scossa. Come vedete solo la parte alta della provincia di Belluno non è interessata, quindi Roccapietro, Livinallongo, Cortina, Auronzo, Comelico non dovrebbero averla sentita. Se voi l'avete sentita, se abitate in altre zone della nostra provincia, alle 7.07 di stamattina, insomma anche voi avete partecipato insomma di questo evento sismico, che la cosa importante da dire è questa, è stato seguito anche da altre scosse non più così forti, ha fatto uscire in strada tanta gente nelle Marche, ma pare non abbia prodotto danni a persone o cose. Questa sarebbe la cosa più importante. Speriamo che il sisma si fermi qui e che lo sciame sismico, che sicuramente ci sarà, continui ad avere quell'epicentro e non altro, e non la terraferma, e quindi non crei altri ulteriori problemi. Allora veniamo invece a quello che c'è sui nostri giornali. Di questo appunto leggeremo sui giornali di carta domani, ma adesso per esempio stavo guardando sul Corriere della Sera online, la notizia è la notizia di apertura. C'è una sezione dedicata proprio a questo sisma perché appunto nel centro Italia questa cosa è stata avvertita in modo molto forte, e la preoccupazione quindi è ben comprensibile. Allora veniamo al Corriere delle Alpi, che apre la prima pagina con questo titolone: pasticcio sul Nevegal. Si parla di comune di Belluno, adesso andiamo a vedere, persi 300.000 euro. E sapete perché? Perché c'era un contributo regionale finalizzato alla manutenzione della seggiovia del Nevegal, e Massaro, dall'opposizione, l'ex sindaco, ricorda che questi soldi erano già stati messi a bilancio a favore del Nevegal. Bene, sono stati lasciati scadere i termini e quindi si sono persi questi 300.000 euro dalla regione. Il comune, l'assessore competente Franco Roccon, accusa la provincia di essersi tirata indietro, ma dice il Lancio in prima pagina, firma di Alessia Forzin, le carte la assolvono, cioè dicono che non è stata responsabilità della provincia. La prima pagina del Corriere comunque dedica la foto centrale, poi andiamo a vedere quello del Nevegal, dedica la foto centrale alla vicenda del ponte della Serra, l'albergo, ristorante, locanda che ieri è andato completamente a fuoco, la Mon, locanda distrutta dal rogo, anni di sacrifici, non resta niente. Poi andiamo a vedere all'interno, vedrete che di fatto pare che sia stato un cortocircuito nella zona che ancora doveva essere restaurata, quindi una sfortuna incredibile, il proprietario non si dà pace. Però dice anche che è stato fatto tutto quello che si poteva, perché veramente ieri i vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile davanti a un rogo molto difficile da spegnere, perché c'era tantissimo fumo, dice, e il calore sviluppato era immenso, più di così non si poteva fare, resta questa consolazione.
non si può dire che si è perso il suo tempo, che si è sbagliato qualcosa, insomma. Altri titoli su questa prima, poi andiamo all'interno. Belluno, ansia e panico tra i banchi, parliamo di scuola, aiuti psicologici agli studenti, crescono le situazioni di disagio post pandemia e le scuole rafforzano i servizi, appello a fare rete rivolto alle istituzioni. Dallanese, qui a pagina 18. A Sospirolo la centrale è negata, avete presente quel cantiere molto importante, quelle prime realizzazioni già avvenute in Valle del Mis, territorio di Sospirolo. Valsabbia stava costruendo un grosso impianto per la produzione di energia idroelettrica. Quell'impianto è stato bloccato dalla tenace volontà dei comuni, sospinti dai cittadini, poi si è unito anche il parco. Bene, Valsabbia, che avrebbe dovuto realizzarla, chiede i danni agli enti locali e siamo arrivati al livello della Corte di Cassazione. La società arriva fino in Cassazione. La richiesta nei confronti di Parco, Regione e Comuni di Gosaldo e Sospirolo, firma Aliprandi a pagina 24. L'Ammon può allargarsi, previste 90 assunzioni. La variante urbanistica promossa dalla società di Ponte è stata approvata in Consiglio provinciale, via libera al nuovo edificio. Qui i nostri colleghi si sono dimenticati di completare il titoletto e viene fuori un SSS al posto della località, probabilmente, che è appunto Ponte nelle Alpi. Può succedere. Pieve di Cadore, il palaghiaccio riapre le porte, oggi la fine di un incubo, esulta il presidente del club hockey Andrea Pancera. Sono stati 2 mesi terribili, non solo economicamente, perché le squadre hanno dovuto comunque cercare di arrangiarsi spostandosi fuori ed è stato un sacrificio veramente difficilissimo da sopportare. Si è capito quanto ci sia bisogno di avere una struttura in loco e questa è la realtà. Saltiamo alla prima pagina del Gazzettino nel fascicolo di Belluno. Il titolo riguarda l'albergo bruciato a Lamon, Ponte Serra. Albergo a fuoco, 6 in fuga nella notte. Dalle 4 le fiamme hanno devastato il Ponte Serra a Lamon. Gli ospiti sono riusciti a scappare prima di essere intrappolati tra le fiamme, tra le macerie. Deve essere stata una cosa da incubo. Il rogo è stato provocato da un cortocircuito, come dicevamo prima. La strada regionale, la 50, ex statale, è stata chiusa al traffico e le auto deviate verso Sovramonte. Il lancio è a firma del direttore Tibolla, poi gli approfondimenti sono a pagina 2 e 3. Un incendio devastante alle 4 del mattino ha mandato in fumo ieri l'800esco albergo Ponte Serra. Ecco, io ieri vi avevo detto probabilmente inizio 900, sarà stato fine 8, inizio 9, ecco, si vede dalle architetture bellissime. Di Lamon, da poco ristrutturato, che in breve tempo era riuscito a farsi una buona clientela grazie all'impegno di Davide Toscano Pante e della compagna Deborah Riga. 6 persone ospiti della struttura, tecnici che lavorano in cantieri della zona, sono riusciti ad abbandonare l'hotel prima che le lingue di fuoco raggiungessero le camere dove alloggiavano e sono rimaste illese. Disagi considerevoli anche alla viabilità, dato che la regionale 50 è stata chiusa fino a questa mattina, con tutte le ricadute sui trasporti sia automobilistici che dei pullman. Il proprietario, pagina 3, il lancio è questo, il proprietario afferma: anni di lavoro andati in fumo, letteralmente, ma ripartiremo. Anni di lavoro andati letteralmente in cenere, per fortuna non si è fatto male nessuno, dice il proprietario. Penso che ci poteva scappare il morto, rabbrividisco solo all'idea. Comunque noi non molliamo e appena potremo riprenderemo il lavoro e ci rimboccheremo le maniche. Pazzesco, cos'è capitato. Ci sono le immagini a pagina 2 e 3 che sono impressionanti, alcune le avete già viste sull'Amico del Popolo già ieri mattina. Brucia Ponte Serra, sgomberati i clienti, si vede che l'albergo veramente, l'esterno sembra ancora abbastanza ben messo, quasi tutta la copertura, perché anche nella parte che è rimasta integra si vedono fumi che escono, tutta la copertura praticamente è andata e 2 piani dell'albergo sono completamente andati, sono stati interessati o completamente distrutti dalle fiamme all'interno. Temo che anche il pian terreno, quando sopra succede così, di solito anche nel pian terreno non va molto meglio, insomma.
Pagina 3 ancora il rogo, Ponte Serra brucia, sgomberati i clienti, il rogo dell'hotel si è sviluppato alle 4 di notte provocato da un cortocircuito, la regionale 50 chiusa il traffico, le auto dirottate per Sovramonte, dicono altri titoli sul posto, 40 vigili del fuoco arrivati da Feltre, Quero, Vas, Bassano, Valsugana e Primiero, è una struttura di stile asburgico inaugurata nel 1860, ha aperto un conto corrente per gli aiuti. A questo vi dico, fa riferimento l'ultimo paragrafo poi dell'articolo del Gazzettino, dove trovate i riferimenti della proloco di Lamont sostanzialmente, che segnala un IBAN. Adesso qui non sto a leggervi le cifre, insomma, ma lo trovate sui giornali, trovate il codice IBAN sui giornali se volete dare una mano con un'offerta. Insomma, è andato tutto in fumo, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Il titolare Davide Toscano Pante racconta i momenti drammatici dimostrando una gran voglia di ricominciare. Abbiamo aperto solo dal 2018, siamo riusciti in poco tempo a realizzare un grande progetto. L'impegno del sindaco: pagheremo i danni e potrà riaprire. Sul posto del disastro il sindaco di Lamont, Loris Macagnan: noi e Strade collaboriamo insieme per la viabilità. Si presume che oggi la regionale sarà ora completamente chiusa, era ieri, no? Resterà aperta, ritornerà aperta nei due sensi. Il transito deve essere sicuro per tutti. Un disastro economico per Lamont, cercheremo di dare un aiuto secondo la nostra possibilità per ristabilire l'edificio. L'assicuratore dell'albergo si è dimostrato molto interessato, visto anche il valore attribuito nel contratto che suppone copra il disastro. L'edificio con l'arredo ha sempre un valore di oltre 2 milioni, poi va valutato attentamente dalle parti. Noi abbiamo il nostro perito che farà i calcoli e se questi non sono accettati con ragionamenti e precise valutazioni della proprietà, essa ha il diritto di nominare un suo esperto che dovrà dimostrare anche con fatture le sue richieste, che insomma devono essere documentate. Altro qui dell'articolo spiega come si procederà adesso per cercare di ottenere soddisfazione dall'assicurazione. Dunque 2 milioni, appunto il lancio è già in prima pagina, vale quella struttura. Ponte nelle Alpi, il cementificio ha annunciato che darà 300 euro in più ai dipendenti, è frutto di un accordo portato avanti con la CISL. Ai 700 euro già erogati in precedenza, questo mese i lavoratori della WMP Cementi di Cadola ne riceveranno altri 300, si tratta di erogazioni utilizzabili in welfare tra buoni spesa, carburante, premio di risultato a beneficio di tutte le maestranze. La classifica della guida Michelin, ci sono 4 stellati, dice il Gazzettino. Ieri è stata presentata nel bresciano la nuova guida che parla della ristorazione e possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento per i prossimi 12 mesi il Dolada di Plois dal Pago, il Tivoli di Cortina, la Locanda San Lorenzo di Puos dal Pago e il Sambrite Cortina, quindi due ristoranti di Cortina e 2 dell'Alpago, che esporranno anche la stella verde assegnata ai locali più attenti ai temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. La foto centrale del Gazzettino di Belluno: visite oculistiche, assalto, diciamo così tra virgolette, a Luxottica. I controlli alla vista organizzati e pagati da Luxottica hanno avuto un vero boom nell'afflusso della gente. Spese per il gas, Belluno, quarta provincia d'Italia. Ogni famiglia deve sborsare in media 2.600 all'anno per il riscaldamento. Da noi fa freddo. Ogni anno in media una famiglia bellunese spende oltre 2.600 euro in riscaldamento. Un salasso che porta la provincia dolomitica, la nostra provincia, al 4° posto in Italia per consumi legati al gas. La situazione migliora, ma non di molto, se si considerano i costi della luce. Belluno scende alla 65esima posizione con circa 1.600 euro annui per famiglia, quanto emerge dall'ultima indagine dell'osservatorio sostariffe.it e da segugio.it, che hanno stilato la classifica delle province più energivore, cioè quelle che hanno più bisogno di energia. Belluno, parco pericoloso, noi non portiamo più i nostri figli. Un gruppo di mamme di Belluno ha deciso di non portare più i figli al parco Città di Bologna, frequentato da giovani poco raccomandabili. C'è quel gazebo che, e non solo, che in effetti viene presidiato, diciamo così, da
ragazzi che magari non fanno niente di male, o forse sì, insomma, però non sono una presenza rassicurante. Ecco. Santo Stefano, bilancio in crisi, scuola bus a 20 euro, bufere incrociate su Palazzo Alfarea Santo Stefano, parliamo di Santo Stefano di Cadore ovviamente, e la foto è di Elisa Bergagnin, che è il vice sindaco di Santo Stefano. Non fa in tempo a passarne una che ne arriva un'altra. Una era quella dell'altro giorno con il sindaco che aveva detto che si dimetteva, poi però no. Stavolta al centro delle proteste e lamentele dei cittadini c'è l'istituzione della tariffa per l'uso dello scuola bus. Da questo mese costerà alle famiglie 20 euro, una misura contenuta nelle strategie di risanamento del piano di riequilibrio, riepilogate nella relazione dei responsabili dei servizi municipali competenti. Tra i primi settori di intervento indicati dai referenti figurava proprio lo scuola bus gratuito fino ad ottobre per promuovere la permanenza in un comune montano, per il quale viene ora introdotta una tariffa di 20 euro, che non saranno poi tanti, però 20 euro per 10 mesi fa 200 euro, e 200 euro che si aggiungono ai costi in più delle bollette, del gas, di questo e di quell'altro, capite bene che non è facile. San Pietro di Cadore, quindi sempre Comelico, ha quasi 100 anni, soltanto le regole possono salvare la Coop di Costalta. La cooperativa di consumo di Costalta è a rischio chiusura, l'esercizio commerciale era nato nel 1929 su iniziativa di un gruppo di soci del paese. Sull'edificio di proprietà della stessa cooperativa avrebbero messo gli occhi le regole, versando a titolo di sostegno 10.000 euro che in realtà sarebbero una sorta di caparra. Questi edifici che anche dall'architettura ci parlano di una storia lunga alle spalle, ecco, è bene che il più possibile vengano recuperati anche alle loro funzioni originarie, se possibile, insomma, perché costituiscono una parte importante del nostro patrimonio anche culturale, c'è poco da fare. Dunque tornerei sul Corriere delle Alpi che avevamo lasciato prima per andare a vedere salto tutte le parti nazionali, poi lascio a voi che acquisterete questo giornale, il Gazzettino o il Corriere della Sera. Oggi avete anche l'Amico del Popolo in arrivo, abbiamo chiuso prima il giornale perché le poste venerdì, che è San Martino, patrono di Belluno, non postalizzeranno però neanche la posta per la provincia, quindi siamo costretti ad anticipare di un giorno la chiusura, perciò l'Amico del Popolo è in arrivo. Pasticcio Nevegal, abbiamo perso fondi regionali per 300.000 euro, come dicevamo, no? La Regione aveva chiesto la Regione aveva chiesto di rispondere entro il 28 ottobre per firmare l'accordo di programma, e per il Comune non è stato possibile farlo perché quei 200.000 euro dalla provincia non sono arrivati. Padrin aveva promesso un impegno senza mai però formalizzare una cifra, lo si legge nella lettera inviata dal Comune di Belluno, firmata dal sindaco di Massaro il 13 maggio alla Regione, lettera con la quale Massaro spiega nel dettaglio il progetto per il Nevegal, con l'acquisizione degli impianti da parte del comune e l'affidamento a un privato per la gestione. Massaro ricorda anche che fra il 2023 e il 2024 gli impianti dovranno subire manutenzioni straordinarie per poter continuare a operare, quantificate in poco meno di 1,2 milioni di euro. Da qui la richiesta alla Regione di un contributo, virgolette, per rendere attrattiva la concessione. I soldi sarebbero serviti per la manutenzione della seggiovia Col dei Pez prevista nel 2024. La Regione, salto all'altro paragrafo, vado più avanti. Chi metterà i 200.000 euro necessari per arrivare alla cifra dei 500.000? Nella delibera regionale non è scritto, ma l'accordo è a due, Regione e Comune, e qui sta il nodo, perché l'amministrazione De Pellegrini si aspettava fosse la provincia a mettere la quota, come dichiarato da Padrin e Massaro, rimarca Roccon, e quei soldi non sono arrivati. Il presidente Padrin della provincia in due lettere prima scrive che si conferma la volontà della provincia di agevolare la valorizzazione del Nevegal, ma poi afferma anche: al momento le condizioni in cui versano gli enti locali non consentono di individuare un perimetro all'interno del quale inserire un impegno finanziario da parte della provincia 1 settembre. Tante parole per dire non ci sono soldi. E poi ribadisce, sempre provincia, non appena avremo la disponibilità economica necessaria, tradotto non appena avremo i soldi, provvederemo come auspicato a finanziare il progetto, e questo è 27 settembre. Io non ho alcun accordo scritto con nessuno, ha detto Padrin. Mi ero sì impegnato a reperire risorse per il Nevegal, ma quei soldi la provincia ora non li ha. Faremo di tutto per trovarli entro fine anno.
La regione però ha sollecitato il comune a firmare l'accordo di programma entro il 28 ottobre. Padrin aveva detto che avrebbe messo la sua quota, ribadisse Rocon, senza quel contributo perdiamo anche i 300.000 euro della regione. A me i tecnici regionali dicono che l'accordo è a 3 soggetti, che c'è dentro anche la provincia, ma dalle carte non risulta. Pare che Roccon stia facendo un ragionamento sbagliato, ma vedremo insomma come evolverà questa situazione. C'è un manager che si chiama Giuseppe Montuori, è coordinatore di Treviso di Fratelli d'Italia. Queste cose sono così. Ma è il nuovo manager, il nuovo amministratore di Sersa. Non stupiamoci, come prima anche Santesso era in lista con Massaro, adesso il nuovo manager della casa di riposo di Cavarzano e di tutti i servizi è politicamente vicino a chi ha vinto le elezioni. Il sindaco De Pellegrini ha firmato il decreto. Si attende l'atto per i nuovi vertici di Bellunum e Sportivamente Belluno, le società dei rifiuti e degli impianti sportivi che sono ad amministratore unico e sono società partecipate dal comune, e quindi il comune fa quello che vuole, cioè mette le persone che ritiene più idonee. Centro di protezione civile, primi colpi di rusca nell'area dell'ex Toigo per fare spazio alla sede, questo si legge a pagina 16, la nomina di Varnier a guida delle operazioni colossali che ci attendono, che attendono Cortina prima per preparare le Olimpiadi, con l'impegno a recuperare i ritardi che preoccupano molto. Ecco, Feltre, pedavena in aiuto delle famiglie in crisi con il caro bollette, e le pagine relative all'incendio tremendo di ieri a Lamon, per arrivare alla parte alta della provincia, Cadore, Cortina, Fondazione e HTI, la tecnologia top per un'innovazione attenta all'ambiente. Parliamo di impiantistica, ieri è arrivata questa comunicazione. Al Palaghiaccio di Tai si torna oggi a pattinare, è la fine di un incubo, esulta il presidente del club di hockey Andrea Pancera. Sono stati 2 mesi terribili, non solo economicamente. Sapete che Galvalux, l'arena porta il suo nome, l'azienda cadorina ha deciso di pagare lei il di più che tocca pagare quest'anno per il caro bollette. Mi fermo qui, vi ringrazio tutti per la vostra attenzione. Avete seguito la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi toccava a me, Luigi Guglielmi. Ciao a tutti, buon mercoledì 9 novembre.